Paola Di Benedetto! Lo scorso anno toccò a lei, allora 17enne studentessa vicentina. Chissà invece a chi spetterà per questa edizione 2013 la fascia di Miss Antenna 3, ma per scoprirlo ormai è solo questione di ore. Domenica 8 settembre è infatti la data della finalissima del concorso di bellezza promosso dalla nostra emittente. Il titolo permetterà alla vincitrice di veleggiare direttamente verso la prefinale nazionale di Miss Mondo Italia. E allora, cosa meglio di una nave da crociera, la MSC Fantasia, ormeggiata a Venezia, per ospitare l'inizio di questo viaggio verso un possibile futuro di successo nel mondo della moda e dello spettacolo? A contendersi la coroncina saranno ben 25 ragazze, 7 sono state selezionate nel corso della prefinale di Bassano del Grappa, mentre le altre 18 si sono aggiudicate le altrettante tappe che si sono susseguite per tutta l'estate sul territorio regionale, registrando dovunque un grande successo di pubblico e di partecipanti, più di 150 infatti le giovani che complessivamente si sono sfidate nella selezione. Le finaliste arriveranno già in mattinata. Dopo gli impegni con parrucchieri, truccatori, fotografi e prove, le bellissime saranno pronte per la gara. A partire dal primo pomeriggio la doppia sfilata in passerella, prima in abito elegante e poi in costume da bagno. A decretare la vincitrice assoluta sarà una giuria composta da giornalisti e personalità del mondo dello spettacolo, della cultura, della politica e della moda.